Buongiorno in diretta, buongiorno dalla redazione di Focus TG. Purtroppo un altro gravissimo incidente stradale successo sulla strada del Santo, 2 morti, un furgone con 3 uomini a bordo che si è schiantato contro un tir. Vediamo i particolari. Alla guida c'era Bayram Bayramoschi, 52 anni, macedone, residente a San Zenone degli Ezzelini. Fuat Etemovski, 65 anni, macedone anche lui, viveva a Pieve del Grappa, viaggiava nei posti posteriori. Non c'è stato nulla da fare per loro, dipendenti di un'azienda edile di Castello di Godego, morti tra le lamiere accartocciate di questo furgone a bordo del quale stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Erano le 19. Il furgone viaggiava lungo la strada regionale 308 del Santo in direzione di Castelfranco Veneto quando lungo il cavalcavia che si trova a Boscalto di Loreggia ha invaso la carreggiata opposta finendo contro un tir che viaggiava nell'opposta direzione. Un impatto devastante, nessuna traccia di frenata sul posto, forse un malore, forse una distrazione. La tragedia si è consumata in un attimo, una scena tragica anche per i soccorritori. Dalle lamiere i vigili del fuoco hanno estratto i corpi senza vita di Bayram Bayramoschi e del collega Fuat Etemovski. In gravissime condizioni il terzo operaio, un 58enne sbosniaco residente a Meolo nel Veneziano, trasportato in elicottero in ospedale a Treviso. Ferito nel violentissimo impatto anche il conducente del tir, un 58enne padovano ricoverato in ospedale a Campo San Piero. Per ora il traffico intenso in uno degli orari di punta della viabilità è stato fatto deviare con la strada regionale riaperta solo a tarda notte per permettere i rilievi. Resta da capire cosa possa essere esattamente accaduto. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese. Poi ci collegheremo con Chiara Gaiani e Cristian Rocchi Allende per avere altri particolari e le reazioni all'ennesimo incidente stradale, una strage quotidiana. Ormai adesso andiamo a Vicenza in diretta da Daniele Garbina e Simone Squarcina per l'incendio di un'edicola bar tabaccheria. Sentiamo cosa è successo. A te, Daniele. Buongiorno direttore, buongiorno a te ai telespettatori. Infatti siamo a Ospedaletto, in questo momento è proprio in questo condominio che questa notte sono stati attimi di terrore per i 12 appartamenti che sono stati coinvolti dal fumo delle fiamme che si sono sviluppate alla base da quella tabaccheria de bar che potete intravedere da sotto, che ha cominciato proprio verso le 4 a prendere fuoco e a inondare con fumo, soprattutto a destare preoccupazione nei residenti che erano anche al primo piano e poi anche quelli superiori, che sono stati svegliati nel sonno proprio di soprassalto verso le 4 e poi in qualche modo sono usciti per capire da dove arrivasse, perché inizialmente sembrava che fosse del fumo anti-intrusione e quindi allertati poi i vigili del fuoco poi si sono resi conto che invece non era un fumo anti-intrusione ma proprio era stato preso dalle fiamme qualcosa all'interno che poi ha devastato completamente questo bar tabaccheria. Dicevano che erano 6 mesi, sembra fosse chiuso, ma comunque era un posto che lasciava anche un po' preoccupati i residenti, perché è una zona che stava in sospeso e che non era anche frequentata. Sono arrivate 2 squadre dei vigili del fuoco immediatamente, hanno dovuto per farsi largo con le cesoie nella parte frontale vicino alla porta e attraverso la serranda sono riusciti ad entrare in poco tempo poi a domare le fiamme. Il fatto è che il calore ha intaccato anche la parte del solaio del primo piano sotto 2 stanze. In questo momento sono sotto sequestro, stanno aspettando i tecnici proprio per valutare le condizioni. La famiglia era una signora con 2 bambini, è stata evacuata come del resto tutto anche il condominio. Molti non si erano accorti, ma il fumo è stato veramente la traccia che ha impressionato tutti. Anche questa mattina abbiamo anche incontrato i tecnici che sono entrati per puntellare il solaio proprio per metterlo in sicurezza, e da una parte poi sono intervenuti anche la polizia per riuscire anche a capire bene la dinamica in
in questo momento sui motivi di questo incendio si sono aperte tutte le strade, insomma non è ben chiaro come sia stato possibile questo sviluppo, e quindi molti anche che abbiamo sentito, poi vi faremo ascoltare le dichiarazioni, hanno anche timore che ci possa essere anche qualcosa di non proprio così normale, così cause naturali. Ecco, per il momento infatti tutto è aperto, l'ultima parola spetta a chi sta indagando. Con le interviste alle persone che sono state interessate da questo incendio, restituisco la linea allo studio. Ci siamo svegliati io e la mia vicina, la mia amica del primo piano, erano le 3:40, ho guardato l'orologio perché ho pensato, ho sentito un trambusto tipo carichi mobili rovesciati sotto e ho pensato ecco stanno arrivando i ladri da qualche parte. Poi però è partito l'allarme, ho aperto la finestra per vedere se c'era trambusto in strada e c'era già un muro, una cortina di fumo. Guarda, da dicembre che è chiuso. C'erano tutti i monitor dell'otto, come tutti accesi ancora, anche la macchina di caffè. Quindi non si vedeva mai più nessuno. Stai in un ambiente così, ti viene fa un giro ogni tanto, invece non ti hai mai visto nessuno. Prima o dopo è logico che può succedere. Io abito sopra alla tabaccheria e stanotte alle 4:20 abbiamo sentito un forte rumore e fumo. E niente, sono scesa con i miei bambini e abbiamo chiamato i pompieri e niente, c'era un incendio che ha bruciato la tabaccheria. Un po' di paura c'è stata, poi per fortuna ho i nonni che abitano qua vicino, quindi i bambini sono andati dai nonni e noi abbiamo aspettato fino alle 7 circa per capire se potevamo rientrare in casa. Oggi in regia Mattia Pizzaia con Edoardo Paris, c'è stato un altro infortunio sul lavoro questa mattina in provincia di Padova, un operaio in gravi condizioni dopo essere precipitato da un tetto, è accaduto a Santa Caterina d'Este. Un volo di 8 metri dal tetto del capannone dove stava posizionando dei pannelli fotovoltaici, un operaio di 21 anni è rimasto ferito gravemente mentre stava lavorando all'interno della ditta CM Costruzioni a Vighizzolo di Santa Caterina d'Este. Il giovane dipendente di una ditta esterna al momento dell'infortunio stava effettuando il montaggio dei pannelli quando all'improvviso il tetto del capannone si è sfondato. Un volo a terra di 8 metri, il 21enne è stato subito soccorso dagli altri operai presenti che hanno chiamato il 118. Sul posto è atterrato l'elicottero del SUEM che poi ha trasportato il ferito in ospedale a Padova. L'operaio è sempre rimasto cosciente ed è ricoverato in gravi condizioni. La prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della compagnia di Este per le indagini e lo Spisal per i rilievi. Molta cronaca nera anche oggi dal carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, il 35enne albanese fermato dai carabinieri per l'omicidio del tabaccaio 64enne di Jesolo si proclama innocente. Ci sono intercettazioni telefoniche, non ci sono intercettazioni ambientali, non è stata rinvenuta l'arma del delitto, non è stato neanche rinvenuto, come dire, sequestrato il cacciavite che sarebbe stato utilizzato per come dire, scardinare la finestra per entrare dentro l'abitazione del basso. Lui si dichiara innocente, lui dice di non essere stato lui. Incensurato, residente da tempo con la famiglia a Jesolo dove lavora, il 35enne di origine albanese fermato per l'omicidio del tabaccaio 64enne Roberto Basso avvenuto lo scorso maggio sostiene dunque di essere innocente. L'ha detto al suo legale durante il colloquio avvenuto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, dove è stato portato in attesa della convalida del fermo. Tra le prove che lo incastrerebbero il DNA, su cui però l'avvocato evidenzia. L'unica cosa un po' così, un po' diciamo un po' suggestiva è questo DNA su un frammento di plastica, che tra l'altro c'è quindi un DNA di una persona che non è del mio cliente, ma di una persona vicina al mio cliente, un familiare. C'è poi un altro aspetto poco chiaro, continua il legale. Sono stati ricostruiti i movimenti della macchina del mio cliente la notte, come dire, la notte dell'omicidio, ma questa macchina qua, senza sapere chi vi era la guida, ha transitato, diciamo,
lungo la via dove abitava la persona, il basso Roberto. Sulla base di questi elementi De Falco costruirà la sua difesa. Domani ci sarà molto probabilmente l'udienza di convalida del fermo. Quindi il GIP si dovrà pronunciare se trattenerlo in carcere o se scagionarlo. Se non lo scarcera, dopo presenteremo, faremo l'istanza di riesame, faremo tutto quello che c'è da fare, insomma. Secondo noi l'impianto accusatorio per me è fragile, insomma, ecco. L'intenzione nostra è quella di difenderci, insomma, ecco. Basso fu ucciso con un colpo alla nuca lo scorso 6 maggio nella sua abitazione in via Antiche Mura, dove viveva solo. Da subito i carabinieri hanno seguito la pista dell'omicidio, senza tralasciare alcune ipotesi, setacciando varie zone anche di notte con l'aiuto dei droni. Dopo circa 10 mesi i carabinieri hanno deciso di fermare il 35enne. Il servizio di Ilaria Marchiori e la tabaccheria gestita da Roberto Basso per 40 anni tornerà a vivere grazie ai vecchi proprietari che lo ricordano come una persona stupenda. Ho parlato con i familiari, siamo sempre rimasti in contatto in quest'anno perché credevo fosse giusto e doveroso che la città esprimesse la vicinanza, soprattutto in maniera contenuta, perché in quest'anno abbiamo ascoltato tanti che esprimevano opinioni anche pubblicamente. Noi abbiamo scelto una linea che era quella del rispetto e del supporto del lavoro degli inquirenti e dei carabinieri e una vicinanza affettiva e empatica nei confronti della famiglia. Ho trovato una situazione di serenità, ecco, che forse era quella che mancava, appunto data dal fatto che ci sono delle risposte che forse erano quelle che mancavano. Mentre dal carcere il 35enne fermato per l'omicidio del tabaccaio 64enne si dice innocente, l'amministrazione comunale e i familiari sono grati alle forze dell'ordine per il lavoro svolto in questi mesi. Nel frattempo la tabaccheria di Piazza Marina, Jesolo, prenderà nuova vita grazie al figlio dei proprietari dell'immobile che è stato dissequestrato lo scorso febbraio. Il negozio lo prendo in gestione io. Sto iniziando a sistemare un po', aspetto tutte le varie procedure per avere il coso e prendo io in gestione il tabacchino. Un punto di riferimento per 40 anni che tornerà a vivere in ricordo di Roberto. Lui è sempre una persona gentile, molto tranquillo, buono con tutti, quindi è una persona stupenda. Grazie Ilaria Marchiori. Adesso torniamo sulla notizia di apertura, cioè i 2 morti sulla strada del Santo in un incidente, uno schianto tra un furgone e un tir. In diretta Chiara Gaiani, a te Chiara. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Ringrazio il presidente attuale della Federazione dei Sindaci del Campo San Pierese, Walter Gallo. Ieri sul posto c'era la sindaca di Loreggia con il comandante dei vigili Antonio Paolocci, che ha seguito e sta coordinando tutte le indagini su quello che è accaduto, il tragico frontale costato la vita a 2 persone. Pare che all'origine ci sia stato un malore o forse una distrazione da parte del conducente del furgone che si è schiantato contro un tir, ma anche lei, Walter Gallo, è stato tra i primi ad essere raggiunto da questa tragica notizia che purtroppo un nuovo incidente mortale sulla strada regionale 308. Sì, io sono stato avvisato ieri sera dalla collega di Loreggia e dal comandante, mi hanno spiegato la dinamica. È una tragedia immane, perché dopo, quando perdono la vita le persone, naturalmente è una tragedia grande. Purtroppo è successo e adesso naturalmente stiamo aspettando anche gli esiti delle indagini da parte della polizia locale, poi capiremo cosa è successo effettivamente. Ecco, la 308 rimane però una spina nel fianco per tutti i territori lungo appunto l'asta, lungo il bacino, in modo particolare per la federazione che lei in questo momento sta presiedendo. Lo dicevamo prima quando ci siamo sentiti al telefono, la 308 è una strada nata vecchia. Sì, purtroppo questa è la realtà dei fatti e noi da anni sollecitiamo un intervento importante. Sono stati fatti sicuramente dei lavori, perché bisogna dire anche la verità, lavori di asfaltatura, però non sono sufficienti. Quest'opera è nata
nata vecchia tanti anni fa e necessita sicuramente di un intervento importante. Noi sindaci dell'asse, diciamo Loreggia, Campodarsego, lo sollecitiamo, ma anche gli altri colleghi della federazione. Abbiamo avuto varie volte modo di parlarne sia con la regione che naturalmente con la provincia, però ad oggi insomma quello che abbiamo è davanti agli occhi. Ecco, c'è anche da aggiungere che purtroppo insomma, per necessità, visto questa impasse burocratica, in questo momento alcuni autovelox lungo la strada sono chiusi, venerdì sono stati spenti, o meglio continuano a registrare ma non scattano, non elevano infrazioni. Voi vi vedete come sindaci venerdì? Sì, no, noi abbiamo già fatto un primo incontro con il nostro comandante e col quale abbiamo condiviso la scelta di sospendere. Naturalmente in un momento in cui non c'è chiarezza la cosa migliore da fare è questa. Adesso venerdì, perché noi settimanalmente ci incontriamo, stabiliremo naturalmente quali sono le altre tappe da dover affrontare, perché comunque la questione va risolta e ci auguriamo naturalmente che chi ha la forza per poter fare le cose le faccia in una volta per tutte, insomma, perché ritengo che sono strumenti che servono per limitare la velocità, perché in alcuni momenti veramente la gente corre troppo forte. Allora davvero io ringrazio Walter Gallo, presidente della Federazione dei Sindaci del Campo Sampierese, e per la collaborazione tecnica il collega Cristian Roque Allende, direttore. La linea può tornare allo studio. Grazie molte. A proposito di sicurezza alla guida, sono diminuiti nei primi mesi del 25 gli incidenti mortali sulle strade della Marca trevigiana, però nel frattempo sono state ritirate 450 patenti per uso del cellulare, sono le nuove misure del codice della strada. È stato fatto il punto in provincia a Treviso. Ci atteniamo alle determinazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. C'è stata un'uscita annunciata di un decreto che avrebbe in qualche modo risolto, c'è stato un dietrofront per approfondimenti credo giuridici. Ecco, noi siamo i primi ad attendere una chiarezza su questa tematica. Continua a far discutere il blocco voluto dal ministro Salvini del decreto diretto verso Bruxelles, che di fatto sanciva la fine dell'impasse che tanto sta mettendo in difficoltà i sindaci. Decreto che stabiliva infatti che a partire da luglio tutti gli autovelox approvati dal 2017 in poi, già conformi alle nuove norme di taratura, si dovessero considerare automaticamente omologati senza ulteriori passaggi burocratici. Dalla prefettura intanto il termometro di ciò che questo sta comportando. È stata condotta un'istruttoria su 24 richieste provenienti da 24 comuni per istituire nuovi autovelox. Sono tutte state respinte perché non ci sono le condizioni che il decreto Salvini impone perché il prefetto possa autorizzare. 24 richieste da parte dei sindaci di installazione di nuovi autovelox, 24 i no dalla prefettura, perché secondo il decreto Salvini non sussistono le condizioni per la loro istituzione, bassa incidentalità stradale e condizioni altopianometriche della strada. Posso dire che oggi in provincia di Treviso sono attivi solo 2 autovelox, il comune di Treviso sulla tangenziale, il comune di Riese Pio X. È una scelta dei sindaci rispetto alle quali poi ci saranno dei ricorsi e sarà scelta dei sindaci difendere l'operato delle loro polizie locali davanti ai ricorrenti. Allora, questo era il servizio sulle conseguenze del blocco del decreto sugli autovelox. Adesso vediamo gli incidenti mortali calati in provincia di Treviso. Dall'entrata in vigore lo scorso 14 dicembre del nuovo codice della strada sono 446 le patenti sospese per uso del cellulare alla guida. Dati che arrivano dalla prefettura di Treviso e che mostrano come stia cambiando la condotta delle persone che si mettono al volante. Il cellulare e la distrazione come prima causa di incidenti nel Trevigiano, contro numeri sempre più bassi di sospensioni per alterazione e uso di stupefacenti. Sono 53 infatti le patenti sospese per droga nel 2024 contro le 81 del 2023, 765 per guida in stato d'ebbrezza rispetto alle 1040 dell'anno precedente. Abbiamo registrato 9 vittime contro le 20 del primo trimestre del 2024 e quindi si registra un significativo decremento. Più che dimezzate le vittime sulle strade nei primi 3 mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024 nella provincia di Treviso, che proprio l'anno scorso ha visto un aumento del numero di incidenti mortali. Sono 66
6 le vittime, sono in aumento e questo è un dato negativo. Poi abbiamo analizzato l'età dei deceduti da incidente stradale e si nota che gli over 65 sono quasi il 50%, seguite dagli under 30. Numeri e statistiche spiegati al Sant'Artemio e che mostrano nettamente fasce d'età più coinvolte e periodi dell'anno in cui l'incidentalità è maggiore, i mesi estivi quelli più fatali. Tra le cause principali la fuoriuscita autonoma seguita dagli scontri frontali. Un bando promosso dalla UPI nazionale che dà 100.000 euro di risorse alla provincia di Treviso che dedicheremo a formazione, informazione e a promozione di sicurezza. Spruzza spray urticante su un autobus pieno di gente, è stato arrestato un 23enne, è accaduto ieri a Mogliano Veneto, dove i carabinieri della stazione locale hanno tratto in arresto un ragazzo di origine colombiana già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di un'aggressione con spray urticante a bordo di un mezzo della MOM. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio presso la fermata in piazza Duca d'Aosta, dove il giovane, verosimilmente infastidito dal rifiuto dell'autista, un 58enne trevigiano, di farlo salire a bordo senza biglietto, ha spruzzato spray al peperoncino all'interno del mezzo sulla linea Mestre-Treviso. C'erano 40 passeggeri. Subito dopo il ragazzo è fuggito, l'intervento immediato dei carabinieri, supportati da personale del 118, ha consentito, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, di identificare rapidamente l'autore dell'atto, che è stato rintracciato presso la propria abitazione. Ha opposto resistenza al controllo, ma è stato bloccato senza conseguenze per i presenti. Una telefonata direttamente dalla scuola, così il 15enne che ha aggredito l'86enne dopo un breve diverbio ha confessato ai carabinieri le proprie responsabilità. Non so cosa mi sia scattato, così il 15enne la mattina seguente è uscito dalla classe ed ha confessato ai carabinieri di aver accoltellato l'86enne che lo aveva rimproverato domenica scorsa in via Sant'Antonino. Questo mi pare già un primo segnale importante di rivisitazione critica di quello che ha commesso, e successivamente i carabinieri in borghese, in maniera molto riservata, sono andati a prelevarlo a scuola e successivamente hanno chiamato la madre per recarsi presso la caserma dei carabinieri di Treviso. Un rimorso di coscienza del 15enne, ora sta pensando di contattare l'anziano a cui ha sferrato un colpo alla spalla con il coltellino, incontro che potrebbe avvenire già nelle prossime ore. È estremamente dispiaciuto per quello che è successo, pentito per quello che è successo e pronto a cercare di rimediare. Ha manifestato subito l'intenzione di voler contattare il signore che ha colpito per porgergli le proprie scuse e eventualmente adoperarsi anche per poter rimediare alla propria condotta con un risarcimento del danno. Il giovane deve rispondere di lesioni aggravate. I carabinieri hanno sequestrato nell'abitazione del 15enne i vestiti sporchi di sangue e la bicicletta che aveva tracce biologiche sul manubrio, probabilmente dello stesso giovane che nel colpire l'anziano si è procurato un taglio profondo sopra il pollice. Del coltello nessuna traccia, forse se ne è disfatto fuggendo subito dopo aver aggredito l'86enne. Un fulmine a ciel sereno per la madre, ci spiega l'avvocato, è ancora sconvolta e non riesce a capacitarsi del fatto che il figlio andasse in giro con un coltellino in tasca. E questo sicuramente è un dato allarmante, preoccupante, che avrà bisogno di un approfondimento, probabilmente anche dal punto di vista psicologico, per capire che cosa ha spinto questo ragazzo, oltre che all'azione, anche a girare con un coltello in tasca a 15 anni. Da un punto di vista processuale il 15enne ha confessato: cercheremo di avviare termine all'avvocato Serpico una sospensione del processo commessa alla prova davanti al Tribunale dei minorenni, che preveda un percorso con l'assistenza anche di psicologi. Servizio di Daniela Sizia. Adesso andiamo in diretta a Venezia perché continuano le imprese dei borseggiatori, ma adesso ci sono anche molte spaccate in diretta. Ilaria Marchiori, a te Ilaria.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui insieme a Monica Poli dei Cittadini Non Distratti, nota anche come Lady Pickpocket, perché nonostante non se ne parli da qualche settimana, i borseggiatori continuano ad agire in città senza alcun ritegno, e anzi gli episodi sono sempre in aumento. Innanzitutto grazie Monica per essere qui. Solo negli ultimi 2-3 giorni quanti borseggi siete riusciti a sventare? Buongiorno, negli ultimi 2-3 giorni siamo riusciti a sventare parecchi borseggi, forse più di una ventina. E allora loro sono parecchi, sono tanti. Le donne si sono riorganizzate, ci sono facce nuove con al seguito minorenni, a capo alcune storiche, e gli uomini sempre di più, tra cui facce nuove. E non hanno più ritegno, borseggiano, le donne ci ridono dietro quando cerchiamo di fare azione di disturbo o di sventare borseggi, e gli uomini fanno paura, iniziano a fare paura, anche perché ci sono bande che prima erano in 4 o 5, ora viaggiano anche 10-13 persone. Senta, e tra l'altro alloggiano anche in strutture alberghiere della terraferma. Sì, le donne alloggiano in strutture alberghiere sia in terraferma che fuori Venezia, lo sappiamo per certo, soprattutto quelle provenienti dal clan spagnolo. La situazione non cambia nonostante il vostro lavoro, che comunque va anche di pari passo con le forze dell'ordine, che sappiamo esserci sul territorio, ma ovviamente non possono fare abbastanza, eppure la situazione non cambia. Assolutamente, la situazione non sta cambiando assolutamente. Le forze dell'ordine nel territorio ci sono, perché innanzitutto noi allertiamo immediatamente e sappiamo che ci sono anche le squadre antiborseggio, però la cosa grave che io mi sento di dire che soprattutto quando vengono presi in flagranza di reato con anche la vittima che fa denuncia, questi arrivano al processo per direttissima. Noi abbiamo letto anche le ultime cronache, cioè sinceramente qualche domanda ce lo facciamo, perché anche nell'ultima denuncia fatta, che un borseggiatore è stato portato a processo, il magistrato voleva convalidare l'arresto per i vari precedenti, il giudice ha detto di no in attesa di processo con l'obbligo di firma. Allora, siccome io di questi episodi ne sono testimone anche riguardo le mie denunce, che sono quasi tutte in fase di archiviazione, ma adesso grazie all'avvocato Fenzo le abbiamo prese in mano, perché non è possibile. Anche io stessa con un'aggressione che ho avuta, che loro hanno usato lo spray peperoncino, che lo spray peperoncino serve per difendersi e non per aggredire, hanno messo un fatto lieve. Allora qui io chiedo al procuratore cosa sta succedendo, perché se c'è un me libera a tutti, l'interpretazione delle leggi, mi dispiace, vogliamo capire, perché qui non c'entra nulla la riforma Cartabia. Qui le leggi ci sono sul codice di procedura penale, anche perché sono organizzazioni criminali e non si tiene mai conto, cioè si tiene conto della denuncia singola, bisogna tener conto di tante altre cose, non della denuncia singola fatta alla persona, perché queste persone sono tutte organizzazioni criminali che fanno parte di una struttura. Grazie Monica Poli. Tra l'altro questo per la città è un periodo che si può definire anche pseudo tranquillo, il carnevale ormai è passato, ma adesso ci si avvicina ai vari ponti, ci sarà il 25 aprile, il 1 maggio, poi si apre, arriverà la Pasqua, si aprirà la stagione estiva, quindi i borseggiatori non faranno altro che aumentare la loro attività. Grazie a Monica Poli, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie Ilaria Marchiori e Alberto
Pivetta per la parte tecnica. Vediamo titoli del Gazzettino, alla prima pagina del Gazzettino Online. Parrucchiera deve 236.000 euro al fisco, il tribunale ne condona 226.000, libera dopo 7 anni nella gabbia dei debiti. Cortina, orgoglio e rivalsa, Salvini inaugura la pista da bob contro chi gufava, Zaia sarà il nostro Guggenheim Museum. E poi a Mogliano Veneto sale sul bus stracolmo di persone senza biglietto, l'autista lo ferma e lui spruzza lo spray urticante tra la gente. Ne abbiamo parlato poco fa, l'arresto del 23enne. Ci sono stati momenti di paura ieri a Castello di Godego perché un bambino di 10 anni si è imbattuto in 3 persone incappucciate davanti all'abitazione, ha praticamente sventato un furto inconsapevolmente, ma si è anche sospettato che i 3 stessero progettando un sequestro di persona. Sentiamo i particolari. È arrivata un'auto bianca. E mi ha fatto un gesto così. Chi ti ha fatto questo gesto? Sì, e 3 erano 3 maschi e sono scesi dalla macchina con la maschera nera, con la bocca aperta. 3 uomini con un passamontagna nero e una donna con una sorta di turbante in testa sono i soggetti che questo bimbo di 10 anni si è trovato di fronte poco prima delle 2 del pomeriggio in vicolo Caleoncino a Castello di Godego. In questa strada a ridosso del centro abitato la banda arriva a bordo di una Fiat Punto bianca. La velocità è sostenuta. Per il piccolo che stava uscendo dalla casa di 2 amichetti e stava rientrando in quella dei nonni a poche decine di metri è un incubo. Uno è saltato la rete dalla casa questa, vicina, e io ho saltato la rete davanti alla casa e ho risaltato indietro e sono andato a casa dei miei amici e basta. Sono attimi concitati, il bimbo quindi scavalca la rete di questa abitazione, lo stesso, stando al suo racconto, fa uno dei malviventi. Non si capisce se le azioni avvengano in simultanea o se l'uomo travisato si sia messo a rincorrere il piccolo, resterebbe da capire il perché. Per i carabinieri che stanno indagando senza sosta si tratta di un gruppo di ladri che pensavano di agire indisturbati e che di fatto si sono allontanati vedendo il bimbo agitato. È proprio lui a raccontare tutto tremante l'episodio alla nonna che chiama il 112. Resta una vicenda che inquieta. La stessa mamma con il vicino di casa ha allertato le chat dei genitori. Nelle sue parole c'è ancora apprensione. Avevo preso un po' di paura sinceramente, cioè volevo avvertire anche le altre mamme ovviamente di stare attenti ai bambini che ormai adesso c'è gente brutta in giro e mi ero preso veramente paura. Non ho idea cosa che volevano fare a mio figlio ovviamente. Però spero che non succeda ancora queste cose, insomma. E ci sono le dichiarazioni anche dei nonni del bambino, perché appunto si è parlato di sequestro di persona o dell'intenzione di fare del male al piccolo. Sentiamo di nuovo Cristian Arboit, c'è anche il sindaco che si era recato sul posto, vediamo. Penso qualcosa fa male al bambino, senz'altro, perché se no non facevano niente. Andavano via, si mettevano il cappuccio e scappavano. Ma che ha corso giù il bambino, hanno saltato dalla ringhiera, saltato indietro, lui per fortuna è andato sulla casa di là dei suoi amici. È cose che noi non ci rendiamo conto. Sono dubbi pesanti quelli del nonno del bimbo che si è trovato faccia a faccia con i delinquenti a Castello di Godego. L'uomo è convinto che il nipote sia stato rincorso. Siamo sicuri, fa intendere, fossero solo e soltanto ladri. Anche la nonna, che per prima ha raccolto lo sfogo del piccolo, ha delle forti perplessità. Era pieno di paura, ha detto che erano 3 uomini su un punto e una donna e avevano un cappucciato, si vedeva solo a bocca e lui ha saltato a rete qua su che casa qua e dopo l'uomo ha saltato stesso a rete, ha corso dietro. Non sappiamo se vogliamo fare mai al bambino o rubare qualche parte, non sappiamo. Sul posto è arrivato anche il sindaco che sta seguendo la vicenda passo dopo passo. Probabilmente si sono trovati o sentiti scoperti, ecco, diciamo così, e quindi volevano forse prendere il bambino.
Magari volevano impaurirlo. Probabilmente, mi auguro che fosse solo per questo motivo qua, però insomma le indagini sono in corso e sta cercando di capire se il secondo fine era quello di portarlo via, ecco. La paura e gli interrogativi serpeggiano in questo angolo di Castello di Godego, così un vicino di casa. Sono preoccupato, sì, perché sui nostri paesini così mi pare una cosa strana che succede queste cose, però purtroppo succedono. Mi dispiace questo qua, mi dispiace tanto. Perché dico che stanno attenti ai genitori, non lasciare i bambini in giro, perché non si sa che intenzione aveva questa persona qua. E a Mogliano Veneto è caccia ai ladri che hanno colpito 3 attività. Sentiamo. Entrando nell'area di servizio ho trovato tutti i paletti per terra e mi sono immaginata che fosse successo qualcosa. Parcheggiando la macchina, ho parcheggiato qui davanti, sono andata a vedere e ho trovato il mio magazzino aperto. È questo lo scenario che si è trovata di fronte Rossella Rostellato, storica titolare del bar della Esso in via Terraglio a Mogliano. Qui i ladri sono entrati in azione sabato mattina, poco dopo le 5, con un furgone bianco hanno divelto i paletti che solitamente vengono messi negli orari di chiusura. Dal magazzino del bar è scomparsa una lavapavimenti, da quello del distributore una idropulitrice, è andata peggio la vicina officina, sottratto il computer che viene utilizzato per la diagnostica sulle auto, indispensabile per l'attività. Attrezzature da lavoro, sì. Infatti per quel che mi riguarda mi domando cosa le servisse un lavapavimenti, però magari visto che avevano aperto era un qualcosa che potevano rivendere, quindi magari penso in questo. Non credo non era insomma, era di valore, però è uno strumento da lavoro, insomma. Carabinieri e polizia sono sulle tracce dei delinquenti che hanno colpito nella stessa notte della banda dei Postamat, ma non ci sarebbero correlazioni. Foyez Mia, titolare del distributore, ha consegnato le immagini agli inquirenti. Io vedevo 2, io non so 3 persone, ma io ho visto 2 persone. Quindi dalle telecamere, che ce ne sono tante là in zona, tu hai visto 2 persone a volto coperto. Sì, a volto coperto, sì. In attesa di sviluppi restano l'amarezza e una buona dose di rassegnazione. Per Rossella non è il primo raid. Non vorrei sbagliarmi, ma questa sarebbe la 7ª. In 20 anni però, quasi 21. Siamo sempre stati assicurati e tutto, però rimangono le robe da aggiustare, rimane tutto il lavoro per mettere in sicurezza tutto quanto, insomma. Cosa che io ho fatto dopo però con grande sacrificio. Saprei cosa si potrebbe fare. Ci vorrebbe un impegno maggiore delle forze dell'ordine, credo, che girassero, ci fossero più persone che girassero. E a Padova c'è stata una rissa, poi i controlli della polizia che ha messo i sigilli per 60 giorni a 2 attività in via Tommaseo, in piena zona rossa. Ancora 2 chiusure in zona stazione a Padova da parte del questore. A essere sanzionati con la chiusura di 60 giorni dei rispettivi locali sono stati un commerciante e un acconciatore. I 2, nel pomeriggio di giovedì scorso, erano stati protagonisti di una violenta lite che aveva coinvolto anche i clienti degli esercizi pubblici, un vero e proprio scontro fra bande. Pronto l'intervento delle forze dell'ordine che hanno sedato la lite. Non per molto però, perché dopo un paio d'ore la situazione è di nuovo degenerata. Anche in questo caso sono intervenuti in forza i poliziotti che hanno riportato la calma. In questa seconda violenta lite erano stati utilizzati anche bastoni e c'è stato un lancio di bottiglie fra le 2 fazioni. Alcuni litiganti sono rimasti feriti. Da qui le indagini della polizia che ha evidenziato come il negozio di alimentari e la bottega dell'acconciatore fossero ritrovo di pregiudicati e clandestini. Vista la pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto la chiusura delle 2 attività per 60 giorni. Servizio di Francesco Rattai e sigilli a Pieve di Soligo, non alle attività commerciali, ma per decisione del sindaco Soldan alla macchinetta del caffè. Ci racconta tutto Anna De Roberto. A te, Anna.
Direttore, buongiorno. Altro che sigilli, in realtà sono proprio state portate via. Questo è lo spazio vuoto. Qui c'era una macchinetta del caffè in piena regola, è stata restituita all'azienda con la quale era stato contratto il noleggio e siamo all'interno dell'ingresso della biblioteca. C'è invece un'altra macchinetta del caffè all'interno del municipio, ma sarà portata via allo stesso modo nella giornata di domani. Ai dipendenti è già stata portata via la chiavetta. È una decisione che sta facendo discutere e che nasce però, pare, dalle lamentele di stessi fruitori dei servizi pubblici. Pare che i dipendenti passassero diverso tempo davanti al caffè, oppure magari a fumare la sigaretta dopo il caffè. Questa mattina però c'è stato un incontro importante tra il sindaco e le RSU proprio per chiarire questa questione, perché i dipendenti si sentono privati dei loro diritti, quello appunto della pausa caffè. Siamo in compagnia del sindaco che ha preso questa decisione molto forte e che oggi ha sentito i sindacati. Lei non toglierà la pausa caffè ai propri dipendenti, è così? Sì, assolutamente, quelli che sono i diritti dei dipendenti sono tutelati, è stato ribadito questo aspetto anche stamani di fronte alle sigle sindacali, però è stata data spiegazione perché siamo arrivati a questa scelta. Tanto il tutto non nasce all'improvviso, ma sono delle scelte che sono state e delle richieste che arrivavano dall'amministrazione in base alle varie lamentele ormai negli anni e spiegate sia ai responsabili che ai segretari, che a loro volta li portavano ai dipendenti. Questi atteggiamenti non si sono mai assopiti, non si è mai arrivata a una situazione per cui la macchinetta del caffè poteva essersi il luogo, il facilitatore in cui raccoglievi, prendevi il caffè e poi ti ritiravi nell'ufficio, ma era diventata una vera e propria camera caffè. Allora questo disturba chi lavora correttamente, ma disturba soprattutto i cittadini che dall'altra parte nell'altra stanza sentivano questi rumori, questo chiacchiericcio, magari attendendo che vi venisse erogato un servizio. Siccome questa sensibilità da parte di alcuni, perché la nostra non è una scelta che va contro i dipendenti, contro i loro diritti, perché su questo assolutamente ci tengo che ci sia questa tipologia di chiarezza, però l'atteggiamento di pochi ha portato a una decisa scelta, che è quella di togliere questa strumentazione e di regolamentare in maniera diversa quelli che sono i diritti insindacabili dei dipendenti. Senta, ma quanto durava questa pausa, sindaco? Ma diciamo che se mediamente loro hanno la possibilità, normalmente hanno la possibilità di una pausa dai 10 ai 15 minuti, che credo, però questo cambia da contratto di lavoro delle varie categorie, queste diventavano molto molto più prolungate, oltre al fatto di diventare proprio dei momenti di confessione anche a voce alta, e che quindi di disturbo. Pare tra l'altro che non ci sia possibilità di tornare indietro. Oggi nell'incontro è stato concordata la stesura di un regolamento, ma rimane il fatto che i dipendenti del comune di Pieve di Soligo il caffè dovranno andarlo a prendere al bar timbrando il badge, quindi segnando ora di uscita e ora di rientro. Direttore, lo spazio è vuoto, domani sarà portata via la seconda macchinetta del caffè. Ricordiamo ai telespettatori che i dipendenti sono circa una cinquantina, sindaco. Sì, un po' più di 50 distribuite in più sedi. Grazie Anna De Roberto, credo che questo sia il tuo ultimo servizio per Focus TG, non so se oggi o domani sia il tuo ultimo giorno di lavoro a Media Nord-Est, perché Anna De Roberto ha deciso di cambiare attività e quindi le auguriamo un percorso altrettanto fulgido di soddisfazioni, pieno di soddisfazioni, e davvero complimenti per il lavoro che hai svolto con serietà, scrupolo, attenzione, davvero per noi è una grave perdita, ma poi ci ritroveremo magari più avanti. No? Grazie direttore, grazie. Anna De Roberto. Grazie mille. Grazie a te. Anna De Roberto, che io ho soprannominato Jennifer Aniston per la somiglianza con una famosa attrice, perché oltre che molto capace professionalmente è anche stata una presenza importante anche per i nostri telegiornali. Andiamo avanti con l'Airbus dell'Air France, un atterraggio d'emergenza al Marco Polo di Venezia, odore di bruciato all'interno della carlinga, nessun ferito, attività riprese rapidamente.
Allerta all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove un Airbus dell'Air France con 193 persone a bordo è stato costretto ad atterrare in emergenza a causa di un odore di bruciato segnalato durante il volo. L'aereo, partito alle 9:52 da Parigi Charles de Gaulle e diretto ad Atene, è atterrato alle 11:30 a Tessera senza ulteriori problemi. Attimi di vera paura fra i passeggeri, ma fortunatamente l'incidente non ha provocato feriti e non si è reso necessario l'intervento dei mezzi sanitari. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente con l'autobotte, un'autoscala e un carro schiuma, hanno assistito all'atterraggio e poi eseguito tutti i controlli necessari sull'aeromobile. I passeggeri sono stati fatti scendere in sicurezza e sono rimasti in attesa di un nuovo volo per raggiungere la capitale ellenica entro la giornata. Dopo mezz'ora di sospensione, le attività aeroportuali sono tornate alla normalità. Servizio di Nicola Marcato. Adesso vediamo i titoli del Corriere del Veneto. Spazza le strade di Padova tutti i giorni, il giudice vede le foto, niente espulsione, notizia che abbiamo dato ieri. I coniugi mummificati, caccia al testamento, decisivo capire chi dei due è morto prima. Il ritrovamento di questi coniugi nella loro villa nel Veronese. E poi Venezia sommersa dalla marea nel 2150, subito interventi. Uno studio che dice che il Mose sarà inutilizzabile. Olimpiadi 2026, pronta la pista di bob, Salvini come la cupola del Brunelleschi. E poi ancora il Prosecco già sotto i colpi dei dazi USA, trema anche l'Amarone, ordini bloccati dagli importatori. C'è stato un maxi controllo delle forze dell'ordine tra alloggi pubblici e privati a Spinea. Sono stati trovati 9 occupanti abusivi in un appartamento con situazioni di rischio per la sicurezza. Sembrava che cercassero degli irregolari. All'alba i carabinieri di Spinea hanno condotto un controllo massiccio in alcuni condomini del villaggio dei Fiori, includendo alloggi privati e di proprietà pubblica. L'azione si è concentrata su possibili violazioni legate alla normativa sull'immigrazione clandestina, di sovraffollamento e occupazioni abusive. Per problemi anche di sicurezza, suppongo, più che altro per i condomini, per il resto anche dei condomini. Durante i controlli gli uomini dell'Arma hanno trovato 9 persone in un appartamento occupato abusivamente, situazione a quanto pare denunciata da alcuni condomini non solo per l'occupazione in sé ma anche per motivi di sicurezza. Gli occupanti avevano collocato una bombola del gas sul terrazzo mettendo a rischio l'intera palazzina. Le irregolarità riscontrate verranno segnalate per un eventuale decreto di espulsione della questura. Azioni simili erano già state intraprese in passato in altre aree problematiche con sanzioni per sovraffollamento. Tutti quegli appartamenti che vedi così non ristrutturati, è una parte di quelli ristrutturati, una parte dell'Ater, dove alcuni appartamenti sono chiusi, dove hanno trovato delle situazioni l'anno scorso e 2 anni fa di occupazione abusiva da parte di alcuni. Questi episodi hanno perciò portato le autorità a intensificare i controlli per verificare la regolarità delle occupazioni e garantire la sicurezza degli edifici. Servizio di Nicola Marcato. Adesso andiamo a Bassano del Grappa, dove c'è il gelo in maggioranza per la decisione del sindaco Nicola Finco di togliere i vigili dalla Unione Montana. Si preannuncia un consiglio comunale a dir poco bollente. Avete presente quelle partite da tripla e schedina? Quelle in cui può succedere di tutto e fino al fischio finale non si sa mai come va a finire. Insomma, quelle in cui il buon giocatore di schedine è costretto a giocarsi 1, X e 2 tutti assieme. Ecco, la partita che andrà in scena giovedì in Consiglio Comunale è di quelle da tripla e comunque vada lascerà qualche strascico dalle parti della maggioranza. Già, perché il match, restando nella metafora calcistica, porta con sé l'odore di svolta del campionato e soprattutto è un derby tutto interno alla maggioranza che sostiene Nicola Finco. Da una parte c'è l'amministrazione e il progetto di uscita della polizia locale dall'Unione Montana, dall'altra c'è la componente di Fratelli d'Italia della stessa maggioranza che questo progetto non vuole proprio digerirlo.
E allora via a suon di incontri e riunioni a partire da venerdì, quando i meloniani bassanesi, assieme a sindaci e altri soggetti interessati, si sono incontrati per fare il punto della situazione. Nel frattempo è arrivata pure una lettera di alcuni dipendenti comunali che ribadirebbero quanto già detto sui dubbi sui temi economici e finanziari dell'operazione. Poi, visto che l'aria che tira è piuttosto burrascosa, il partito si è riunito di nuovo per decidere cosa fare in consiglio giovedì. E qui nasce l'idea della triple schedina, ovvero 1. Fin con la porta a casa con i voti di tutto lo schieramento, e questa ipotesi al momento non pare proprio percorribile. Oppure X, Fratelli d'Italia si astiene o esce dall'aula, creando comunque una spaccatura nella maggioranza su un voto che per la Lega è una bandierina da piantare a tutti i costi sulla mappa di Bassano. Infine 2, ovvero voto negativo di Fratelli d'Italia, che assieme alla minoranza e a qualche traballante o dubbioso in maggioranza vuol dire sconfitta per il provvedimento del sindaco, che dovrebbe rimanere nei cassetti per un bel po' prima di poter essere ripresentato. Fonti ben informate fanno sapere che tutto è possibile, ma anche che il circolo cittadino del partito di Giorgia Meloni tenterà ogni mediazione possibile per far ritirare la delibera o per farla spostare a nuova data. Insomma, il derby, come dicevamo, è da triple schedina, ma chi rischia di fare 13 è l'opposizione. Servizio di Ferdinando Garavello, vediamo un titolo del giornale di Vicenza: Bassano, città amica delle api, ma la sovrintendenza vieta le arnie in centro, rimossi gli apiari didattici a Palazzo Sturm, bocciato un analogo progetto per Marostica, si rimedierà nel parco San Bassiano. Ancora da Bassano del Grappa, il Tribunale della Pedemontana non è solo una questione strettamente bassanese, anche l'Ovest trevigiano e l'Alta Padovana sostengono il progetto. Tante volte è la geografia che plasma la storia. La zona occidentale della Marca trevigiana, dall'Asolano alla Castellana, gravita per tanti motivi intorno a Bassano e anche il Tribunale non fa eccezione. Sicuramente per noi avere un servizio così importante e un'istituzione vicina fa solo che piacere, ed è veramente una cosa che la cittadinanza, a tutti quanti gli enti produttivi, le attività e i professionisti, sicuramente averlo vicino fa comodo, perché andare a Treviso, andare a Vicenza per noi è un po' distante, considerato anche che il servizio del trasporto pubblico non è il massimo qui in zona. La vicinanza fisica fa anche rima con efficienza. Averlo qui vicino sicuramente sarà un più. Quello che vorrei dire però è che mi auspico, come ha detto il Ministro, deve essere un servizio completo, non deve essere un appendice che dopo comunque resta un servizio a metà. Sembra che dovrebbe essere comunque una cosa completa che resta davvero al centro del territorio e a servizio del territorio. Cambia la provincia da Treviso a Padova, ma le esigenze e le richieste rimangono le stesse. Ma il Tribunale della Pedemontana offrirà per i cittadini del territorio dei comuni limitrofi la possibilità di accedere ai servizi della giustizia in maniera, diciamo così, più vicina territorialmente. Vuol dire la possibilità di raggiungere i locali del Tribunale in modo più comodo rispetto ad altri tribunali. Io credo che da parte delle amministrazioni della giustizia in particolare l'essere vicino ai cittadini sia un qualcosa di indispensabile. Tante volte la giustizia viene vista distante e anche avere un tribunale più vicino a livello logistico può essere un segnale importante della volontà di rendere la giustizia proprio alla portata dei cittadini. La superstrada pedemontana veneta avrebbe aperto un buco nei conti della regione destinato ad allargarsi ulteriormente in futuro, e quanto sostiene il Partito Democratico in Consiglio regionale. I conti della Pedemontana rischiano di far saltare il bilancio del Veneto. È l'allarme lanciato dal Partito Democratico, secondo cui, dati alla mano, non solo la superstrada ha aperto un'enorme voragine nei conti della regione, ma in futuro il buco è con molta probabilità destinato ad allargarsi ulteriormente. È quasi ridicolo che i conti li dobbiamo fare noi e non li faccia mai chi avrebbe la responsabilità di raccontarci quanto la strada pedemontana veneta impatta sul bilancio della nostra regione. Abbiamo rifatto i conti e li rifaremo
ogni 2 mesi, perché siamo davvero preoccupati di quello che accadrà alla nostra regione quando finalmente Zaia avrà finito di fare il presidente del Veneto. I 15 milioni di perdita stimati nel primo anno di attività, secondo le previsioni del 2017, si sono in realtà più che triplicati nel bilancio 2025, 51 milioni e 800 mila euro. Il traffico leggero sulla superstrada pedemontana veneta non decolla e, secondo il Partito Democratico, è sufficiente guardare le tariffe per capire il perché. Bassano Breganze costa 3,20 euro, Riese Pio X Treviso 6, Altivole Valle d'Agno 9,50 euro. Questo ci dà la misura di come chi governa questa regione, anziché abitare in Veneto, probabilmente risieda su Marte o comunque nell'iperuranio, perché è evidente la ragione per cui i veicoli leggeri non prendono e non transitano nella pedemontana. Costa troppo. Difficile oggi dire quanto la scontistica lanciata dalla regione per brevi tratte possa funzionare, ma già si sa che ipotizzando di incassare 10 milioni 800 mila euro al mese, cioè la media registrata nel periodo tra maggio 2024 e febbraio 2025, la perdita salirebbe a 72 milioni, con un divario di oltre 20 milioni rispetto all'accantonamento già previsto. Rischiamo che sia un buco peggio della Salerno-Reggio Calabria se si va avanti di questo passo. Ricordiamo che il debito della regione, cioè l'impegno che la regione ha di versare canoni al concessionario, durerà altri 38 anni. Zaia sembra aver condannato la regione del Veneto a bilanci pesantissimi per i prossimi 38 anni. Vanessa Camani, capogruppo del PD in Consiglio regionale, al microfono di Filippo Fois. Vediamo i titoli dell'Arena di Verona, una notizia di poco fa: colpito al collo con una lama all'interno di una sala slot grave, un uomo del quartiere Catena. Si siede sul parapetto dell'Adige e precipita sull'alzaia, ma è stata salvata. Maxi operazione antimafia, 4 arresti a Verona, alcuni erano già stati coinvolti in precedenti indagini, e poi un anziano picchiato mentre passeggia da uno sconosciuto senza motivo, ed è grave, è accaduto su circonvallazione Maroncelli. Infine, io faccio gli amaretti, lei pensi a vincere. I miti del basket veronese ricordano l'imprenditore Vicenzi, che è scomparso a 92 anni, definito dagli atleti un uomo incredibile. Ci sono le minacce dei dazi, in arrivo a quanto pare dal 2 aprile i dazi del presidente americano Trump. In Veneto i 3 consorzi di produttori di Prosecco scrivono una lettera d'allarme al ministro Lollobrigida, nella quale denunciano che da alcuni giorni il sistema produttivo sta assistendo alla sospensione delle spedizioni di Prosecco DOC, Cornegliano Valdobbiadene Prosecco DOC e Asolo Prosecco DOC, verso il mercato statunitense. La scelta di congelare gli ordini, scrivono i presidenti dei 3 consorzi, è stata determinata dall'incertezza che si vive oggi, anche in assenza di un provvedimento dell'amministrazione americana, considerato che i nostri vini, impiegando diverse settimane per giungere negli USA, potrebbero vedere lievitare i dazi fino al 200%, con ripercussioni gravissime per le aziende venete e pure per gli importatori. I consorzi sollecitano quindi il ministro Lollobrigida ad attivare un intervento nazionale comunitario per risolvere un problema che potrebbe avere conseguenze pesantissime in termini economici e sociali. Andiamo 2 minuti in pubblicità e poi torniamo con altre notizie, altri collegamenti. A tra poco. È stato un vero e proprio principe del foro, ricordato per le sue arringhe memorabili e la lunga carriera. È morto a 81 anni nella sua casa di Conegliano uno dei più autorevoli avvocati del Veneto, Antonio Franchini, capace di attraversare la storia del Veneto e dell'Italia, dalla strage di Piazza Fontana, dove difendeva Adelfo Zorzi, alla strage di Piazza della Loggia, dal traffico di armi Iran-Iraq con il coinvolgimento della BNL alla difesa di Montedison nel processo al petrolchimico, dalla Tangentopoli veneta degli anni 90 fino alla difesa di Giancarlo Galan nell'inchiesta sulle tangenti del Mose. Fu presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, poi al Consiglio Nazionale Forense, poi primo presidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine. È stato uno dei primi a pensare, già nella seconda
metà degli anni 90 di creare una cittadella della giustizia a Venezia, i funerali nel Duomo di Conegliano. È nuovamente l'inchiesta Palude a infiammare il dibattito al Consiglio Comunale di Venezia. Le opposizioni chiedono verifiche al filone d'inchiesta sulle spese elettorali del sindaco Luigi Brugnaro, che potrebbe prevedere anche la sua decadenza. Esiste un collegio di garanzia elettorale che siamo certi valuterà quanto sta emergendo, e ricordiamo che nel caso la legge sia stata violata si prevede la decadenza dell'incarico da parte del sindaco. Ca' Farsetti è nuovamente scossa dall'ultimo filone reso noto dell'inchiesta Palude. Al centro ci sono 2 informative della Guardia di Finanza. Luigi Brugnaro ha dichiarato di avere speso 251.202 euro per la campagna elettorale del 2020, ampiamente dentro il limite dei 330.000 euro previsti per legge. Secondo la Guardia di Finanza, invece, attraverso 2 società a lui riconducibili si arriverebbe a 897.000 euro. Le opposizioni hanno chiesto agli organi competenti ed in particolare al collegio di garanzia elettorale di approfondire una vicenda che, se accertata, prevederebbe anche la decadenza dalla carica di sindaco. Mi sembra che sia tutto regolare da quello che a me risulta. Hanno dato per l'ennesima volta la velina ai giornalisti con una certa cadenza, ormai è chiaro che c'è uno scontro aperto, c'è un accanimento specifico, questo mi pare, penso lo capiscano tutti. Per quanto mi riguarda, il peccato succede a me, nel senso che dovrò difendermi da una cosa che oggettivamente non auguro a nessuno. La correttezza dell'erogazione dei contributi nella gestione della campagna elettorale è stata ribadita anche dalla difesa del sindaco, ma per Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Verde Progressista, Terra e Acqua 2020 e Venezia e Tua, la vicenda è spunto per un'analisi più ampia. Dal punto di vista politico è chiarissima ormai la situazione in cui si trova la città, che è bloccata da un groviglio di interessi, da una vera e propria palude che la non sta permettendo di governarla in maniera efficace, ed è per questo che noi come forze delle opposizioni siamo pronti ad andare alle elezioni e a proporre un'alternativa seria. Noi siamo pronti per andare al governo di questa città e cambiare il segno di un'amministrazione che ormai sta raschiando il fondo del barile. Andremo a vedere che i nostri avvocati, quello che stanno dicendo, roba, ma non mi sembra ci siano filoni aperti in più. Sono carte che hanno messo, ne vedremo altre, perché hanno preso tutto quello che c'era sulle scrivanie e hanno buttato tutto dentro. Per cui sarà dura 38.000 pagine, penso che potremo stare qui a parlarne nei prossimi anni. La telenovela, ragazzi, prendetevi il popcorn e ci divertiamo. Sindaco Brugnaro, che è stato ospite di Focus qualche sera fa, è stata una lunga intervista in cui proprio ha ribadito la sua posizione rispetto alla magistratura. L'ex caserma Prandina, e qui siamo a Padova, il Comune ha approvato in giunta il piano di sviluppo per il recupero degli edifici. Il provvedimento prevede la partecipazione al bando promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con una richiesta di 6,8 milioni di euro, mentre i restanti fondi necessari saranno coperti con forme di collaborazione pubblico-privato. Una delibera, ha spiegato il vice sindaco Andrea Michalizzi, che chiude il puzzle del recupero dell'area dell'ex caserma Prandina. E a Bassano è in pieno svolgimento la settimana alpina in vista della cerimonia di consegna del cappello in programma per sabato in centro storico. Torna a vivere anche la caserma Montegrappa. Per noi ci sono Monica Smiderle e Alessandro Costacurta per la parte tecnica. È entrata nel vivo la settimana alpina a Bassano del Grappa, qui ai piedi del Monte Sacro alla Patria, nella caserma Montegrappa che vedete alle nostre spalle. Ci sono 103 cadetti alpini, hanno appena terminato l'addestramento nella scuola militare alpina di Aosta. Sabato ci sarà l'attesa cerimonia di consegna del cappello alpino. Con noi Giuseppe Rugolo, presidente dell'ANA Montegrappa. Allora Presidente, una grande emozione, Bassano, il suo spirito alpino, questa città che abbraccia gli alpini in armi. Senz'altro, per Bassano è un riabbracciare per l'ennesima volta i suoi alpini, perché Bassano ha una storicità alpina che si fonda fin dalle origini della caserma che è alle nostre spalle, che ha visto migliaia di alpini, artiglieria a montagna, e poi ricordiamo
anche che la caserma Montegrappa dal 1934 al 1943 è stata anche sede di scuola militare alpina e per 2 anni anche di scuola militare alpina per i bersaglieri, perciò questo è un particolare molto importante da sottolineare. E come dicevo, Bassano sta già riabbracciando, ha già riabbracciato anche nei giorni scorsi questi allievi che stanno terminando il loro corso, che culminerà poi sabato pomeriggio in piazza Garibaldi con la consegna di quello che è il brevetto, che per loro è il cappello alpino. L'anno scorso Bassano del Grappa ha ospitato la cerimonia di consegna del cappello, quest'anno seconda edizione, ma per la città di Bassano diventerà un appuntamento fisso, è un ulteriore sigillo sul rapporto che lega la città di Bassano agli alpini. Certamente, noi l'anno scorso, ed è un orgoglio questo, abbiamo ospitato quella che è stata la prima edizione della consegna del cappello alpino a questi allievi fuori le mura di una caserma, iniziativa voluta proprio dal comandante generale del centro addestramento alpino di Aosta, generale di brigata Alessio Cavicchioli, che ha voluto proprio esportare questo sentimento particolare che in condivisione con l'Associazione Nazionale Alpini, e da questo poi è partita l'idea, su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale della nostra associazione e del comando del centro addestramento alpino di Aosta, che Bassano diventasse sede fissa di una delle 4 consegne annuali. I corsi sono trimestrali e questa è la prima del 2025 che appunto viene ospitata qui a Bassano, e ogni anno avremo una di queste edizioni. Poi se primaverile e invernale, questo si studierà durante l'anno. Oggi gli allievi sono sul Monte Grappa, domani il Pasubio, è un modo per respirare la storia che si è scritta proprio in questi luoghi. Direi di sì, respirare ed emozionarsi. Presidente, concludiamo con il programma di sabato della cerimonia di consegna del cappello, che vedrà naturalmente protagonista anche il Ponte Vecchio, il Ponte degli Alpini. Ma certamente il Ponte degli Alpini sarà sempre centrale, anche se quest'anno la cerimonia con la sua esposizione sarà a piazza Garibaldi per una questione anche poi di logistica e anche di sicurezza, ma gli allievi attraverseranno il ponte in entrata e anche in uscita, soprattutto baldanzosi con il cappello alpino in testa, perché in entrata non ce l'avranno di sicuro. E naturalmente insieme a loro ci saranno le truppe alpine in armi, in rappresentanza con le loro bandiere di istituto, e soprattutto l'Associazione Nazionale Alpini che vedrà la presenza del Labro Nazionale con il Presidente in testa, il Consiglio Direttivo Nazionale, la sezione Montegrappa con Vessillo, il Consiglio Direttivo Sezionale e tutte le sezioni consorelle che si stanno avvicinando a questo evento così importante, che vedono in Bassano veramente la capitale degli alpini. Si sono tolti dei sassolini dalle scarpe, come si usa dire. Ieri a Cortina d'Ampezzo il presidente Zaia e Matteo Salvini all'inaugurazione della pista da bob, contro cui molti avevano gufato, così hanno detto sia il Presidente della Regione che il Ministro delle Infrastrutture. Adesso la pista da bob è stata collaudata, inaugurata, e lì si svolgeranno in quella zona ovviamente le discese del bob durante le Olimpiadi invernali del 2026. Grande soddisfazione condivisa. La pista c'è, chi pronosticava il peggio dal palco è stato invitato a ricredersi. Siamo qua. Elogio dovuto alle maestranze di cui facevano parte persone di 21 nazionalità diverse e grande attesa per vedere sfrecciare i primi atleti impegnati nei 45 secondi che ci vogliono a completare il percorso. L'impianto, di cui proseguono i collaudi, entusiasma senza se e senza ma chi ne potrà fare uso. Non aver più avuto un impianto da anni, dopo Cesana, dopo le Olimpiadi del 2006, alcuni anni abbiamo utilizzato quello, poi successivamente abbiamo sempre dovuto andare con queste sia bob, skeleton, slittino, diciamo in pista all'estero. Più che giustificata la soddisfazione di chi, in tempi record, ha guidato la squadra realizzando l'agognato impianto. Adesso manca la copertura definitiva, la realizzazione di fiche partenza, di arrivo, bob bar, memoriale e poi tutta la ricomposizione ambientale, per cui la pista sarà sostanzialmente interrata, tetto verde, 10.000 e passapiante saranno ripiantumate, cambierà volto.
guardarlo così trae un po' in inganno. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno ora un orizzonte decisamente più roseo, con le Dolomiti bellunesi che si godono la prospettiva di ospitare questo impianto e le gare di sci femminile. Questa è la dimostrazione che insomma, la forza di volontà, la determinazione porta al risultato. Un'opera da quasi 120 miliardi in un anno realizzata, mi ricordo coloro che dicevano che in Italia le opere non si riescono a fare, e soprattutto voglio ricordare che abbiamo risanato un versante di montagna devastato, un'autentica discarica a cielo aperto e fra l'altro oltre ad aver fatto l'opera anche ripiantumata con 10.000 alberi. Un monumento alla follia? Ma sì, l'ho definito così perché poi questo dossier nasce da una mia idea, la candidatura è una mia idea alle Olimpiadi di Cortina e in quel dossier volli proprio mettere il bob, il nuovo bob, visto e considerato che questa è la pista di bob più vecchia al mondo ma era abbandonata, era una discarica a cielo aperto, ce l'abbiamo fatta e oggi aspettiamo solo le Olimpiadi nel 2026. Per un giorno sono tutti amici e tutti fanno i complimenti a tutti. C'è ancora molto da fare, basti dire degli alberi da piantumare a fronte degli 800 che furono tolti, ma certo è che quello che sembrava l'ostacolo più alto è stato superato. Un gran lavoro di squadra, operai, imprese, territori, e posso dire che è un orgoglio per me come ministro e come segretario della Lega, fatemelo dire, perché se non ci fossero state le regioni Veneto e Lombardia che ci hanno creduto e ci hanno messo i soldi, non saremmo qua con tanti che non le volevano, non servono, porteranno turismo, ricchezza, più alberi, più sport e l'ho detto, è il sogno delle Olimpiadi della pace, che pensare che su questa pista poi possano scendere a 140 all'ora atleti ucraini, atleti russi, è qualcosa che mi riempie il cuore d'orgoglio. Ha mai temuto per un istante, in un qualche momento, che ci potesse capitare che non ci si arrivava? Diciamo che quando tutti mi dicevano non ce la fate, non ce la fate, non ce la fate, non ce la fate, dubbi no, però grande responsabilità. Servizio di Fabio Fioravanzi, al suo microfono Salvini Zaia e anche, avete visto col berretto blu, l'amministratore delegato della Simico e commissario governativo Fabio Massimo Saldini. Vediamo i commenti ieri sera a Focus, ne abbiamo ovviamente parlato. Sentiamo Gian Antonio Darè. Ma devo farlo? È vero che costa tantissimi soldi, ma bisogna guardare in prospettiva l'indotto che può portare 3 specialità all'interno di quelle che sono le valli del Cadore, dell'Ampezzano e quant'altro. Cioè, vuol dire un turismo che va a incrementare e un afflusso turistico straordinario, allora bisogna pensare in quel senso. È come il velodromo che si sta facendo, si cerca di fare qua a Spresiano. Cioè, poi vogliamo vincere le medaglie nella pista. Ma se non hai le strutture dove fai crescere i tuoi atleti, non deve diventare certo come, vediamo nei nostri comuni tutte le squadrette di calcio, quanti soldi i comuni mettono anche perché hanno un discorso sociale dei ragazzi che stanno assieme. Poi magari ti arrivano quelli dell'Africa perché i manager fanno questo e poi ci accorgiamo che non riusciamo più a partecipare ai campionati del mondo. Darei così ieri sera a Focus. Vediamo la giornata del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ieri a Padova in visita ai centri di formazione. Sentiamo. Giornata padovana per il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per sottolineare l'importanza degli istituti professionali nel rapporto con il mondo del lavoro. Più in generale il futuro è roseo anche per gli insegnanti, pensando all'aumento medio previsto in futuro dal Ministero di 400 euro al mese, con l'ultimo contratto rinnovato in 3 settimane dopo che era aperto da 3 anni. E poi l'assicurazione sanitaria per 1 milione di dipendenti con rimborsi fino a 3.000 euro. La riforma del cosiddetto 4+2 ha fatto crescere gli iscritti agli istituti professionali di 2 volte e mezza, un risultato incoraggiante pensando che nel 2027, secondo le previsioni, il 47% di domande di lavoro in arrivo dalle imprese non saranno soddisfatte per mancanza di specializzazione offerta dalle scuole.
Dal mondo dell'impresa chiedo anche di investire nella formazione. L'Italia è uno dei paesi OCSE in cui minori sono gli investimenti privati. Il Veneto è in situazione ancora più positiva perché ha una solida cultura di formazione. Noi in Veneto investiamo qualcosa come 1.300 milioni di euro, 825 milioni soltanto sull'edilizia scolastica, e voglio sottolineare che non sono soltanto soldi PNRR, ma ci abbiamo aggiunto importanti risorse nostre, statali. Abbiamo avviato in Veneto anche Agenda Nord con uno stanziamento di 23 milioni di euro, perché la dispersione scolastica purtroppo tocca anche questa regione. Per gli studenti poi è previsto il piano estate per assistere i giovani che non possono permettersi vacanze e un forte investimento nella digitalizzazione. Servizio di Federico Fusetti, passiamo alle larve nel piatto dei bambini durante la mensa, la protesta dei genitori durante il Consiglio Comunale di Roncade e la richiesta di sospendere l'appalto con la ditta in questione. Sentiamo. I genitori faranno un fronte comune per andare a fondo su questa situazione. Abbiamo presentato le nostre richieste, attenderemo il riscontro. Dall'altro lato abbiamo fatto un accesso agli atti del comune per avere alcune informazioni sulle segnalazioni, piuttosto che anche sulla relazione dell'ASL che è uscito quando c'è stato l'accaduto del 27 febbraio. San Cipriano, Musestre, Roncade e Biancade, per questi plessi la partita non si chiude a giugno con la fine delle elezioni. L'appalto con la ditta che eroga i pasti scade alla fine dei prossimi 2 anni scolastici. Diverso il caso di Monastiere San Biagio di Callalta, l'appalto è in scadenza. Ditta la Dusman, sulla quale negli ultimi mesi si sono accesi i riflettori dopo 3 casi di corpi estranei trovati nei piatti dei bambini, un pezzo di plastica e alcune larve. A San Cipriano di Roncade era il 27 febbraio, ieri sera il sit-in dei genitori davanti al comune nel corso del Consiglio Comunale. Vorremmo capire se ci sono gli estremi per la risoluzione del contratto, visto che insomma da alcuni articoli del capitolato speciale ci sembra si possa ravvedere qualche soluzione. A San Cipriano tutti i piccoli alunni, tranne 4, portano il pasto da casa dal 6 di marzo e lo faranno fino alla fine delle lezioni. A Monastiere il sindaco ha incontrato in questi giorni alcuni genitori preoccupati alla luce degli ultimi eventi per la salute dei loro figli. Anche queste famiglie vorrebbero chiedere lo stop all'esclusività del servizio mensa alla ditta. Azienda che ha presentato un esposto in procura e continua a sostenere la propria estraneità ai fatti. Una tesi questa che però non allevia in alcun modo la paura delle famiglie. Loro ovviamente hanno portato avanti la loro tesi, quella del boicottaggio, che se posso permettermi sarebbe anche peggio dell'ipotesi della pulizia, perché se noi pensiamo che i nostri bambini perché potrebbe esserci qualcuno che mette qualcosa nel cibo dei nostri bambini e non è governata questa cosa, è ancora peggio. Vediamo un titolo di apertura della Nuova Venezia. 19 dipendenti dell'Hotel Bauer verranno licenziati. L'annuncio è arrivato poco fa dalla nuova proprietà, la Mohari Hospitality, e tra pochi giorni dovrebbe essere riattivato il cantiere. Uno sciopero, una manifestazione provinciale a Padova venerdì prossimo dei metalmeccanici. I lavoratori insieme ai sindacati confederali scenderanno in piazza per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro. Tornano ad incrociare le braccia i metalmeccanici padovani. Venerdì sciopero nazionale e corteo in tutte le province del Veneto. È il terzo sciopero di 8 ore nel giro di pochi mesi, dopo che Federmeccanica non ha accettato le richieste dei sindacati. La trattativa si è interrotta il 12 di novembre perché Federmeccanica ha presentato una sua proposta e la sua proposta non dà certezze sugli aumenti contrattuali, quindi vi è solo un recupero ex post, cioè a posteriori dell'inflazione, non è disponibile a mettere una cifra di riconoscimento economico ma solo un consuntivo, e se il consuntivo viene più alto rispetto alla previsione inflattiva dobbiamo attendere anche 6 mesi per percepire quel pezzo, quindi un ulteriore peggioramento rispetto alle condizioni esistenti del nostro contratto nazionale del lavoro. Corteo in partenza alle 9 dalla stazione per arrivare fin sotto le finestre di Confindustria in piazza Pertini alla Stanga. Abbiamo un contratto che è scaduto a metà dell'anno scorso, abbiamo una Confindustria Federmeccanica del Veneto Est che non vuole trattare.
la Confindustria Federmeccanica Nazionale non vuole trattare. Noi stiamo portando 2 temi principali: uno, l'orario di lavoro, che vogliamo ridurre, e tutte le aziende che non staranno dentro questo sistema non avranno futuro nella manifatturiera. Vogliamo ridurre l'orario di lavoro a 35 ore. E poi vogliamo recuperare quello che è giusto, il potere d'acquisto del 2019 delle nostre buste paga, perché come sapete le nostre buste paga soffrono da 30 anni. Un'avvertenza che riguarda 70.000 metalmeccanici padovani che chiedono il rinnovo del contratto. Uniti dall'avvertenza per il rinnovo del contratto nazionale, siamo con venerdì prossimo a 24 ore di sciopero per chiedere la riapertura della trattativa per il rinnovo del contratto di Federmeccanica e Assistal e di avere delle risposte per il contratto Unionmeccanica, che si è aggiunto, come dire, dalla settimana scorsa alle richieste che noi facciamo per rinnovare i contratti nazionali di lavoro. Domani sera in diretta su Antenna 3 Rete Veneta il processo alla Vecia, contessa, baronessa, quasi principessa Marietta. Chi potrà mai seguire l'ennesimo rogo della vecchia? Lucio Zanato, a te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno qui dalle Case Piavone, ovvero da Cava dei Danai, perché devi sapere che quest'area qui una volta era l'area dell'ex ospedale psichiatrico e quindi questa ancora per diciamo chi ci vive è la Cava dei Dannati, l'ex Cava dei Dannati. Allora siamo qui perché c'è diciamo le prove del dibattimento per il processo che si terrà per mi pare sia quasi 70 anni, insomma, che si ripete volta per volta a metà Quaresima a Ponte Dante, e ci saremo anche noi in diretta domani sera, ma intanto qui siamo con il giudice, cioè il magistrato, l'accusa, la pubblica accusa e la pubblica difesa. Giusto per dire, contessa, baronessa, duchessa, quasi principessa, ma qualcuno dice dogaressa perché non si sa se monterà in gondola, e quindi chiaro il riferimento a Mario Conte e la possibilità di andare a Venezia, che appunto verrà processata perché parla di baruffa della politica, di strade rotte, di lavori che non finisce mai, di tosati che se pitufo in città, ovvero il bullismo e quindi anche le risse in città, bollette e benzina sempre più cara. Queste sono alcune delle accuse. Allora siamo qui mentre vi presento diciamo così i personaggi. Parto ovviamente per una questione di anzianità dal magistrato, cioè dal giudice, ovvero Saltabusso e a Tarquinio da Madonna del Socco, ovvero Madonna del Rovere, al secolo Maurizio Meneguz. Magistrato. Sono qua. Poi abbiamo invece la pubblica accusa giovane, molto aggressiva, l'abbiamo vista anche negli anni passati, ovvero Checca Busona de San Lazzaro, ovvero Tatiana Pellizer. E ora, come pronta alle accuse? Decisamente pronta, ho accumulato rabbia e misfatte per un anno, quindi è giunto il momento di tirare fuori tutto. E poi qui invece abbiamo, e avete già visto che come dire i bisticci vanno avanti, abbiamo invece il difensore, il debando Ugone in Mega da Paderno, ovvero al secolo Renato Pasqualin. Sono sempre mi. Senta, ma come mai si è messo il cappello da veneziano? Perché sei soli un po'. Ma perché ho aperto uno studio a Santa Maria del Pianto e dei Sei Lamenti a Venezia, sì, nel Fondamenta 9, un piccolo studio 400 metri quadrati, e dai, se mi manda via da qua l'anno prossimo che c'è tanto da fare, perché si potrebbe seguire a Dogaressa, insomma. Se Mondrio può mettersi d'accordo sul prezzo. E allora cominciamo. Paga lui. Beh, non ha proprio un gran nome lo studio, cioè io se fossi cliente eviterei di andare. Allora, pubblica accusa. Quali sono le accuse a questa, diciamo, a nostra vecchia che finirà inevitabilmente sul rogo, almeno se verranno confermate? Beh, non si è letto tutto l'anno sui giornali, le baby gang, tutti i disastri che succedono a Treviso e come hanno rovinato l'atmosfera della nostra città. Io davvero non so, no. Troppo. Qual è la cosa che le pesa maggiormente? Che non si possa camminare senza aver paura per le strade del centro, e dopo paghiamo tantissimo di bollette
e di Contarina, cioè ce ne sono tantissime cose da dire, bisogna stare lì, mettersi con calma e ascoltare tutto. Ecco, quindi un buon motivo per poi seguire questo processo che ricordiamo, noi seguiremo dalle 20:20 in diretta su Antenna 3, poi avremo anche degli interventi su Rete Veneta con te direttore, che naturalmente seguirai con noi questo processo particolare, perché Maurizio Meneguzzi, ovvero il giudice che poi determinerà se assolvere o condannare, sono 55 anni, sono 55 diciamo così passaggi con i diversi sindaci. È servito a qualcosa il processo nel tempo? Se servio altro che se servio, porca miseria, non solo se servio, ma avremmo dato di che bastonare, di che petenare a quei che comanda, che il ga capio dove chi sbaglia. Ecco, ma è stato più facile, diciamo così, fare un dialogo con, che ne so, Mazzarolli o con Mario Conte? No, diciamo che è il meglio di tutti come personaggio per colloquiare, se sta Gentilini. Ecco, Conte non so, perché forse volesse proiettare su Marte, non lo so. Non sulla Laguna? Forse è massa bassa, non so. Vedremo, però ecco, Gentilini è un sindaco che accettava e critiche e ti ringraziava con Però dopo magari metteva anche a posto le cose? Sì, e le metteva altro che a posto tantissime di quelle che noi altri avevamo critica. Allora, va ricordato due cose. La prima, che in questa diciamo versione, questa puntata, chiamiamola così, in questo processo, in questa annata, ricorderemo Luigino Visentin, che è stato, purtroppo quest'anno ci ha lasciato, ed è uno degli elementi, uno dei personaggi che da sempre hanno portato avanti il processo a Roveccia. E poi naturalmente gli altri due, Angelo Smeazzetto, che è stato per anni la pubblica difesa, e soprattutto Franco Grespan, che è il presidente del gruppo folcloristico, è stato presidente del gruppo folcloristico trevigiano. L'ultima battuta invece la voglio sempre con la pubblico ministero, perché lei è la nuova generazione, se avete notato. Insomma, come ci si sente ereditare questo processo e portarlo avanti con le prossime generazioni? So che quest'anno siete voi che avete scritto. Chiaramente c'è sempre molto da imparare da chi ha già fatto e da chi ha soprattutto fatto la storia, però ci auguriamo che insomma il nostro intervento nel copione e anche nella recitazione possa dare freschezza e adattarsi e raggiungere anche un pubblico magari più giovane. Bene, allora tutto il resto ve lo racconteremo domani dalle 20:15 in diretta su Antenna 3 e poi naturalmente nelle finestre su Rete Veneta. E adesso torno verso la vecchia, perché ve la guardate, è in versione in scala, quella grande è già pronta per essere poi calata sul Sile, e naturalmente con il sub e tutto il resto lo vedrete domani in uno spettacolo che rende Treviso, diciamolo proprio, unica al mondo. A te direttore. Grazie molte Lucio Zanato e di Kaliman per la parte tecnica. Andiamo in pubblicità e poi chiuderemo con l'arrivo a Venezia venerdì della nave scuola, la mitica Amerigo Vespucci. A tra poco, state con noi. Venerdì mattina arriva a San Biasio a Venezia la mitica Amerigo Vespucci. Sono attese 10.000 visite al giorno. Vediamo. Sono qui oggi insieme al sindaco e al comune e alla città di Venezia per comunicare l'arrivo di nave Vespucci. Giovedì sera 27 ripartirà lunedì 31 in mattinata. Il conto alla rovescia è iniziato. L'Amerigo Vespucci, fiore all'occhiello della Marina Militare e simbolo del Made in Italy nel mondo, sarà a Venezia venerdì 28 marzo alle 9:30. Il veliero sarà accolto con una cerimonia di benvenuto alla presenza delle autorità civili e militari e rimarrà ormeggiato a Riva San Biasio fino a lunedì 31 marzo. Avremo 3 giornate intere, 28, 29 e 30, a completa disposizione per la popolazione. Le visite sono organizzate dalle 10 del mattino alle 20.
Dopo la tappa di Trieste, Venezia rappresenta la seconda fermata del Tour Mediterraneo Vespucci, un viaggio che toccherà 17 città, con conclusione prevista a Genova il 10 giugno. Previste 1000 visite all'ora, 10.000 al giorno, tutto esaurito per ora. Il Vespucci si potrà però ammirare da vicino, senza contare il ricco programma di iniziative che animerà il villaggio in Italia. Per l'occasione sarà aperto al pubblico l'Arsenale, con incontri, mostre, concerti e attività per tutti. La Venezia che galleggia, tra virgolette, va bene, sarà o cercherà di essere presente in quello che è il saluto ufficiale poi della città, no? E anche un riconoscimento a quella che è la nave di tutti. Giovanni Giusto che parla della Vespucci, è tutto per oggi, grazie molte ai nostri tecnici che sono qui in regia, che sono stati qui in regia, Mattia Pizzaia e Edoardo Paris. Ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Grazie, buona giornata, arrivederci.